Quando penso all'Avvento mi viene in mente Maria, la donna dell'attesa, una ragazza come tante del suo tempo, una ragazza come tante del nostro tempo, come ciascuna delle studentesse che frequentano questa scuola. Maria ha saputo attendere perché si è fidata di una parola che gli è arrivata un giorno, che è piombata nella sua vita, nella sua quotidianità, e questa parola parlava di eternità. Il tempo di Dio nel sì di Maria si è congiunto con il tempo dell'uomo, e il tempo finito dell'uomo è diventato il tempo eterno di Dio. Non è un bisticcio di parole, è il ripercorrere la storia della salvezza e guardare al futuro, perché Avvento non è solo il tempo di preparazione al Natale del Signore, è il tempo dell'attesa di Gesù che ritornerà come fine della storia, come quando Dio vorrà ricapitolare tutto in Lui. L'Avvento, infatti, non è soltanto il tempo dell'attesa di Gesù che nasce a Betlemme, nasce nella storia, ma è anche il tempo dell'attesa di Cristo che ritornerà come fine della storia. E noi aspettiamo questo fine per dare un senso alla storia dell'universo, ma anche e soprattutto alla nostra storia personale. E allora il tempo dell'Avvento diventa il tempo della ricerca, il tempo dell'interiorità. Siamo chiamati a entrare in profondità dentro di noi per chiederci qual è il senso della nostra vita, qual è il senso delle nostre scelte quotidiane e verso dove siamo incamminati.